in fallo su 4 praticamente davanti alla porta, la bomba e rete! Meno 18,50, Urio 1-0! Vascello a fermare, attenzione, l'azione del Pordenone per il pallone per Martinez, azione di palla a centrocampo, Martinez sempre più intraprendente, tocca leggero dietro Vascello, Del Gaudio si inserisce. (17:44) la deviazione di Urio sul tiro di Koren, la deviazione praticamente in fondo alla classifica, è arrivato l'argentino, ma attenzione, la deviazione distinto di Del Gaudio e distinto anche Vascello. Allora in questo momento ci aggiornano. Il tiro, la traversa di Juan sul calcio di punizione. E infatti eccolo qui subito, 11-17, Grigolon che devia, il Green Project Asis città di Mestre, attenzione Ortolan, bellissimo lo scambio con Del Gaudio, Ortolan a conclusione! Leonardo, Olimpia Verona non abbiamo ancora aggiornamenti, attenzione crescente il break per Urio, alto di un soffio, ora per Del Gaudio, palla alla porta, bello il colpo di tacco, palo ancora di Urio, ora palla per il Pordenone che si allunga e Villano è sulla traiettoria, tanto che riesce a fermare Grigolon, Pachi Del Gaudio, tiro Vascello che si allunga, poi tutto il secondo, quindi c'è tutto il tempo, bellissimo il Pachi che intercetta, non è possibile, da terra Vascello, da terra, meno 7,02. Ed ecco qui, gol sbagliato, gol subito, classica regola del calcio. La rincorsa di Juan e la conclusione alta. Posso prendere questa volta, è uscita E Koren non sbaglia, l'ha messa nel 7. Nei salvataggi di Vascello e in 2 pali, attenzione, Del Gaudio, meno 3,46, sinistro, riapriamo la partita. Finisce con la conclusione del Tolan dopo la fine del primo tempo e finisce anche questo primo parziale, si conclude con Pordenone che conduce 3-2 sul Green Project Asis città di Mestre, 3-2, quindi 20 minuti che possono essere decisivi per la nostra stagione. Luca, Grigolone, attenzione Martinez dalla parte opposta, il tiro non irresistibile. Per dire che contro Pordenone può succedere di tutto e il città di Mestre. Con Vascello che recupera ancora Mazzon, attenzione Della Bianca che accelera, palo, Cui, Bezen, Villano e poi attenzione Vallo, Vascello, non ci posso credere, possa essere, attenzione per la ci prova ed è la rete, si rifà subito, Guanillo, 2-3-4.
Ci vuole il sesto uomo in campo. Bordignon del Gaudio, esterno della rete. Furio, Mazzona, dobbiamo provare a tirare. Rete! 12:57! Furio sull'assist di Bordignon! 11 minuti e 38 ancora a giocare, ci prova Stendler, Villano, Grigolone e Villano! Il Gaudio Vascello! E Bortolin che anticipa con Virio. Mazzone Vascello! E si torna in parità numerica. Direttamente Foren 4 per il Pordenone. Foren di nuovo. Allora il tiro, attenzione Del Zen dalla parte opposta, il palo di Del Zen. Sono state due complicazioni e adesso piove sul bagnato. Attenzione questa volta Molina! Si prova Pachi, Vascello si allunga, quasi una parata normale, neanche di puntare, attenzione Foren, un bel pubblico, quello dei Ramarri, del Gaudio, si porta a casa la doppietta. Settimana prossima si chiude la stagione regolare a Villorba per il futuro del Green Project Ages in Città di Mestre. Ci sono ancora 40 minuti e poi vedremo che cosa ne sarà di questa stagione 2022-2023.